spaghetti con i lupini a modo mio. Un bacio da faccia storta, giusto faccio come state guardando, burro e farina. E già, se volete fare pure voi, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Una bella padella e un bel filo d'olio a sentimento e fate soffriggere aglio e olio. Quando l'aglio si è fatto biondolillo, buttate i lupini, un bicchierino di vino bianco, coprite e fate cuocere 5 minuti. Tempo mettete pure a caccavello con l'acqua e sale. Adesso che tutti i lupini si sono aperti, ho rimosso l'aglio. Prendete i lupini dalla padella e li mettete così in un colino. Insieme ai lupini filtrate tutto il sugo che hanno cacciato i lupini. Ecco qua. Questa padella che avete cotto i lupini, ci mettete un pezzettino di burro e un cucchiaio di farina e adesso ritorniamo sul fuoco. Adesso facciamo sciogliere il burro e la farina finché non si forma una crema. Ecco, vedete? È formata la cremina. Adesso spegniamo e teniamo da parte. Dite con una santa pazienza e togliete tutti i frutti dal guscio, non proprio tutti, lasciatevene un po' per decorare il piatto. Uno mo mangia. Ecco qua, vedete? I lupini li ho puliti tutti e ho aggiunto il sugo che avevo filtrato e tengo da parte. Bolle, io vado a buttare gli spaghetti e ho usato gli spaghetti di Gragnano che hanno una trafila al bronzo. Sono troppo belli. Gli spaghetti sono pronti e io li vado a buttare direttamente burro e farina che avevo preparato prima. Mi raccomando, non buttatevi l'acqua di cottura della pasta. Adesso unisco il sugo dei lupini e i lupini che avevo sgusciato. Un mestolino di acqua di cottura della pasta. Ragazzi, guardate questa cremina, guardate qua. Il piatto è finito e unisco un po' di prezzemolo tritato. Ecco qua, è pronto. Adesso assaggiamo. Buon appetito e buona giornata a tutti quanti.